altra gente. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Banda suona il rock e tutto il resto all'occorrenza. Sappiamo bene che da noi fare tutto è un'esigenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino. Una musica che è speranza, una musica che è pazienza. È come un treno che è passato con un carico di frutti. Eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti. E la mia banda suona il rock per chi l'ha visto e per chi non c'era. E per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera. Oh, non svegliate, non ancora, e non fermate vicino. Per favore no, la mia banda suona il rock e cambia faccia all'occorrenza. Da quando il trasformismo è diventato un'esigenza, ci vedrete in crinoline come brutte ballerine, ci vedrete danzare come giovani zanzare, ci vedrete alla frontiera con la macchina bloccata, ma lui ce l'avrà fatta, la musica è passata, è un rock bambino, soltanto un po' latino, viaggia senza passaporto e noi dietro col fiato corto. Lui ti penetra nei muri, ti fa breccia nella porta, ma in fondo viene a dirti che la tua anima non è morta. E non svegliate, oh, non ancora, e non fermateci, no, per favore no. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te, cara Natalia, e buon lavoro, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1070 di oggi, lunedì 3 novembre dell'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net. Fesso, chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafé di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semi Varin, le videopillole e molta altra bella roba ancora. Ricordiamo le coordinate a cui incrociamo: 340 670 9659 per le vostre zap o WhatsApp che dir vogliansi. Potete cominciare a scriverci già da ora, oppure 029294 7222 quando lo dirò io. Stasera abbiamo due interventi molto lunghi, per cui vi suggerirei di utilizzare in prevalenza le zappe. Detto ciò, io come sempre buon lavoro, cara Natalia, ça va sans dire, anche perché non è mai troppo ringraziare, insomma, per il tuo prezioso lavoro, perché se tu non mi porti in cima all'antenna io poi non ho niente da fare. Quindi a maggior ragione ricordate sempre, presentatore e regista lavorano in sintonia, se no radio non se ne può fare. Qualche notiziola per voi. La notiziola per voi che io vi do intanto: oggi sono i primi 145 anni dall'espressione "non me futtenu da rintracce sui cavalli". Traduzione: non mi fregano, là dentro ci sono i cavalli. Era il 3 novembre 1880, 145 anni fa, lo scrive Leonardo Sciascia nel suo bellissimo saggio Occhio di capra, pubblicato da Einaudi nel 1984,
quando la prima vaporiera arrivò alla stazione di Racalmuto, il paese di Leonardo Sciascia. E un notabile del paese, a cui avevano detto che una pentola che faceva bollire l'acqua era in grado di portarsi appresso dei vagoni più grandi dei carri che trasportavano lo zolfo all'imbarcadero di Porto Empedocle, lui aveva detto che una cosa così non sarebbe stata possibile. Quando la vaporiera, sferragliando, arrivò col treno inaugurale nella stazione di Racalmuto 145 anni fa a oggi, il notabile venne attorniato da mezzo paese perché tutti erano pronti a deriderlo o quantomeno speravano che lui si ricredesse, perché la locomotiva era lì, il treno era lì, quindi. E il notabile, ricordiamo anche il suo nome passato alla storia, Don Camillo Picataggi, dopo aver guardato la locomotiva, pronunciò la frase «Non mi fregano, dentro ci sono i cavalli». Questa frase viene citata in proverbio per tutti quelli che non si arrendono neanche davanti all'evidenza. Poi ci sono quelli che invece buon gusto non ne hanno, e sono i russi, che oggi pomeriggio, davanti alla tragedia che si è verificata ai Fori Imperiali con il crollo della Torre dei Conti, hanno ben pensato, per bocca della loro portavoce Maria Zakharova, di esprimere non il loro cordoglio, ma di fare una considerazione che non c'entrava un ciufolo con la tragedia sul lavoro che è avvenuta, e cioè finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti per l'Ucraina, l'Italia crollerà tutta, dall'economia alle torri. Detto da un paese che ha il 25% di PIL che abbiamo noi altri, per non parlare della differenza che abbiamo quantomeno sulle cure sanitarie, poi del resto possiamo fare la gara a chi ce l'ha più lungo, scusate l'espressione, insomma se la poteva risparmiare la signora Zakharova. Fatto sta che il ministro Tajani ha convocato per comunicazioni e chiarimenti l'ambasciatore russo in Italia questa sera, mentre vi stiamo parlando, come è giusto che sia peraltro. Tra l'altro vorrei comunicarvi che fonti della Farnesina sentite dall'ANSA affermano parole squallide, preoccupanti quelle della portavoce russa, perché confermano l'abisso di volgarità in cui è piombata la dirigenza di Mosca. A nessuno in Italia, proprio a nessuno, sarebbe mai venuto in mente di gioire, di speculare su un incidente, una tragedia in cui siamo ancora tutti coinvolti come popolo italiano. Così fonti della Farnesina. Come Italia esprimeremo sempre e comunque solidarietà e amicizia per i più deboli, per chi è in difficoltà, per chi è sotto attacco. Per questo appoggiamo il popolo ucraino, perché siamo italiani. Adesso però direi che alle 18:20 minuti e 33 secondi, Natalia, se sei pronta con il diritto al rovescio, facciamo irrompere lui, come sempre, l'implacabile Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi. Vai pure, Natalia. Due grandi eventi all'insegna della neve. Il primo è che inizia la stagione sciistica in Alto Adige e in gran parte dell'arco alpino con tutti gli impianti aperti tutti i giorni. E secondo, scatta il conto alla rovescia per l'inizio delle Olimpiadi della neve Milano-Cortina. Fra solo 100 giorni, infatti, il 6 febbraio prossimo per l'esattezza, sarà acceso il braciere olimpico all'Arco di Trionfo di Milano. Gli imponenti impianti sportivi sono a buon punto. Molti hotel di lusso milanesi hanno già esaurito la possibilità di ulteriori prenotazioni, ma vi sono ancora molte stanze libere negli alberghi normali. Milano, che adesso è presa dai festeggiamenti natalizi che generano grandi flussi turistici internazionali, si sta preparando ad accogliere subito dopo anche i turisti olimpici. La metro sarà aperta durante le Olimpiadi fino alle 2 di notte con 120 treni in più. Saranno inoltre rafforzati i collegamenti ferroviari Cortina-Milano. Sono poi previsti anche 12 grandi mostre per offrire alternative ai turisti. Insomma, sarà una mobilitazione generale che interesserà tutta Milano, come capita in occasione del Salone del Mobile.
Oh, e rieccoci qua alle 18, 22 minuti e 34 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Andiamo a dare anche rapidamente un'occhiatina e grazie come sempre a Pierluigi Magnaschi per i suoi diritti al rovescio. Aggiungerei anche un'altra cosa, vi chiedo scusa, stasera io ho questa tosse stizzosa, per cui capisco che magari l'audio non sarà sempre al 100%. Vediamo allora le ultime notizie. L'agenzia ANSA apre la sua pagina web con crolli alla Torre dei Conti a Roma, l'operaio sotto le macerie è vivo, ma il salvataggio è complesso. Il prefetto, ci sono dei segnali, ma il rischio di crollo è altissimo. Il monumento era in ristrutturazione. Ricoverato un operaio in codice rosso, lievi ferite per altre 2, aperta un'indagine per disastro colposo e lesioni colpose. Ancora le parole della Zakharova, ci siamo già passati sopra. Ancora indagano i carabinieri, accoltellata alla schiena senza motivo, grave una donna. Si cerca un uomo con i capelli bianchi. Pensate che questo galantuomo, si fa per dire galantuomo, ha usato un coltello da cucina di 30 centimetri. La sentenza, l'omicidio della tredicenne Aurora Tila, l'ex condannato a 17 anni. Non la ricorderete forse, è avvenuta a Piacenza l'anno scorso. Questa ragazzina, questa povera figlia, 13 anni, con questo ex fidanzatino, come si fa a chiamarlo tale, il quale mentre lei si aggrappava al balcone per non cadere giù nel vuoto, le ha fatto male anche alle mani perché mollasse la presa e cadesse. Io metto questa roba qua insieme alla notizia di ieri notte, stamattina, insomma, che abbiamo appreso tutti di quel ragazzo a Torino, quel povero ragazzo che è stato attirato in una vera e propria scena da arancia meccanica. Per carità, tutto il rispetto, tutte le garanzie del caso, presunzione di innocenza, quello che volete. Ma credo che rasare i capelli a zero a un ragazzo e rasargli anche le sopracciglia, chiuderlo dentro al bagno per 2 ore, fargliele di tutti i colori e poi farlo scendere in acqua dentro al Po per bagnarsi fino all'altezza del torace, sol perché è un disabile, sol perché è diversamente abile, perché non ho capito bene, credo abbia un problema cognitivo, non vorrei sbagliarmi, tant'è vero che è stato sentito con tanto di psicologo dagli inquirenti. Ecco, mi chiedo fino a che punto ci possa essere tolleranza per una cosa del genere. Io dico che non ci può essere tolleranza per una cosa del genere e dico anche che chi fa queste cose è inutile che li affidiamo ai preti sociali, alle cooperative o qua e là. Forse sarebbe bene che scoprissero che cosa significa, per esempio, fare 1 anno a lavare i panni nella lavanderia di un carcere, a stirare i panni nella lavanderia del carcere, per esempio, o di un orfanotrofio o di una RSA. 1 anno a lavare e pulire e dare una mano agli operatori per lavare e pulire gli anziani dentro una RSA, quando non riescono più a gestirsi e quando se la fanno addosso. Potrebbe essere un'idea, chi lo sa. Vabbè, comunque, noi ripeto, siamo sempre garantisti, però certo, non è una vicenda che diciamo che possiamo far passare sotto silenzio. E adesso, signore e signori, tocca al senatore Giorgio Maria Bergesio. Per noi più concorrenza significa più libertà, efficienza e giustizia economica in Italia. Qui Parlamento, vai pure Natalia. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Allora, noi oggi discutiamo di un disegno di legge che non è un semplice adempimento tecnico, è una scelta da parte di questo governo strategica a favore delle nostre imprese, ma anche delle nostre famiglie. La legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025 è una riforma che segna la differenza tra chi crede in un'Italia capace di competere e chi preferisce restare ancorato ai vecchi modelli assistenzialistici e corporativi. Con questo disegno di legge il governo riafferma una verità semplice ma troppo spesso dimenticata. Più concorrenza significa più libertà, più efficienza, più giustizia economica.
E invece da settimane assistiamo alla solita litania dell'opposizione che dice che questa legge svende i servizi pubblici, penalizza i comuni, favorisce i privati. Nulla di più falso, questa legge non smantella il pubblico, ma lo rende più responsabile, perché quando un servizio non funziona non è pubblico, è solo inefficiente. E chi governa ha il dovere di intervenire. Infatti il disegno di legge introduce regole chiare per gli affidamenti con criteri di qualità, indicatori di performance e la possibilità di revocare le gestioni inefficienti. Eppure anche qui c'è chi si oppone difendendo gestioni troppo personalizzate che da anni drenano risorse e producono solo perdite. Lo dico con chiarezza, non difendiamo le rendite di posizione, difendiamo i cittadini che quei servizi li pagano ogni giorno, ogni settimana, ogni mese. Noi non temiamo la trasparenza, chi la teme forse ha qualcosa da nascondere. Mentre molti si perdono a parlare di transizione ecologica nei talk show e altro, noi mettiamo regole e investimenti veri per la mobilità elettrica, più infrastrutture di ricarica, più concorrenza, meno burocrazia. Noi vogliamo un'Italia che rispetta gli obiettivi europei, ma che non affonda nell'ideologia. La transizione ecologica si fa con le imprese, non contro le imprese. E il disegno di legge introduce principi di trasparenza, competitività, anche e soprattutto nei servizi sanitari e sociosanitari. Qualcuno urla al privato che entra nella sanità, non è assolutamente vero. Qui entra la qualità, entra il controllo, entra la libertà di scelta da parte dei cittadini. E in parallelo sosteniamo la ricerca e il trasferimento tecnologico, perché concorrenza e innovazione sono due facce della stessa medaglia. Un paese che innova è un paese che crea lavoro vero, non sussidi temporanei e non redditi elettorali. La sinistra parla di giustizia sociale, ma troppo spesso dimentica che senza impresa non c'è lavoro. Il disegno di legge in esame aiuta le piccole e medie imprese, favorisce l'ingresso di nuovi operatori e abbatte barriere burocratiche. Chi teme la concorrenza teme il merito, chi teme il merito finisce per difendere solo e esclusivamente i privilegi. Noi difendiamo chi produce, chi investe e chi rischia ogni giorno. Difendiamo quella parte d'Italia che si alza presto e non chiede assistenza ma libertà di agire. Questa legge è un segnale di serietà e di coraggio. È vero, come ha detto prima il Presidente di Commissione, si poteva affrontare in modo anche diverso, nel senso che se c'era l'autorizzazione, nel contempo della legge di bilancio potevamo intervenire con degli emendamenti che avevamo preparato e depositato in Commissione. Non è avvenuto nulla di particolare, affronteremo con gli emendamenti su altri testi e soprattutto diamo il via libera a questa nuova legge, che non è una legge contro qualcuno, ma a favore dell'Italia che lavora, che innova, che crede nel futuro. Chi oggi vota contro questo provvedimento vota per conservare i monopoli, i ritardi e le rendite che hanno frenato il Paese per decenni. Noi scegliamo un'altra strada, la strada della responsabilità, della competizione e della modernità. E lo diciamo con orgoglio, l'Italia non tornerà mai indietro con questa maggioranza in Parlamento e al governo del Paese. Perché più concorrenza non significa meno Stato, ma uno Stato migliore. La burocrazia soffoca la libertà, lo diceva un mio conterraneo molto più famoso del sottoscritto, Luigi Einaudi, e io credo che ne valga la pena ripeterlo oggi in quest'Aula. Perciò noi sosteniamo pieno in mano questo provvedimento e soprattutto abbiamo la possibilità di portare delle innovazioni molto importanti a quelle che sono soprattutto la parte burocratica e anche rendere più efficiente il lavoro della pubblica amministrazione. Grazie Presidente. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore.
Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Care amiche e cari amici di Radio Libertà, un saluto da Alberto Acerbis. Insomma, io questo periodo, lo sapete, è un periodo importante, si parla tanto, io sento anche alla radio, sento le trasmissioni di genuinità, di territorio, però dopo aver parlato di genuinità, scusate, territorio, bisogna mettere gli scarponi a terra, no? Vuol dire che adesso è il momento di vedere se davvero è così. Noi siamo pronti con l'olio nuovo, siamo in raccolta, un olio meraviglioso, che il mondo ci invidia, che dietro i vichinghi che vengono qua d'estate sul lago di Garda, che riempiono il baule della macchina di olio, di vino, di formaggi, roba genuina, roba buona, roba italiana. L'olio nuovo adesso va assaporato. Io quello che posso fare per voi nel mese di novembre, dicembre, gennaio non lo so, è darvi l'olio nuovo al prezzo vecchio. 84 euro 6 bottiglie da 1 litro, oppure 84 euro 3 bottiglie del fresco di Frantoio e 3 bottiglie del primo novello etichetta nera, quello da usare a crudo, meraviglioso. Il trasporto è gratuito, non lo pagate, ve lo portiamo sull'uscio di casa. Gustate l'olio Acerbis. Chi ci conosce sa di cosa parliamo, chi non ci conosce provi le 3 bottiglie se volete, non è un problema. 3 bottiglie, consegniamo anche quelle in tutta Italia. Chiamate 030 68 4408, fatelo adesso, oppure visitate olioacerbis.com, perché come diceva il nonno, l'olio bu è sempre a gala. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie a te, cara Natalia. Allora, avete appena ascoltato questo bellissimo pezzo, La marcia di Esculapio, composto da Piero Piccioni per il film Il medico della mutua del 1968 con Alberto Sordi. E come nel film sordiano, noi mettiamo questo pezzo a fare da ironico cartiglio a un vero e proprio scandalo. Questo vero e proprio scandalo, signori, è la sanità calabrese. Spiego meglio. Nel marzo del 2015 il dottor Santo Gioffre, che è peraltro uno scrittore di delicata mano e dalle cui opere è stata anche tratta una fiction che ha avuto anche un buon successo su Rai 1 qualche anno fa, il dottor Santo Gioffre è stato nominato commissario straordinario dell'APS di Reggio Calabria, cioè quell'ente che ha preso il posto delle ASL di Locri, Reggio Calabria e Palmi. Il dottor Gioffre, dopo 5 mesi nel corso dei quali ha scoperto una serie di buchi dovuti al fatto che per esempio non c'era contabilità, non c'era bilancio
e tutto questo permetteva a qualcuno di farsi pagare la stessa fattura 3 volte dalla Regione Calabria, semplicemente presentandosi alle udienze in tribunale in cui si discuteva di debiti pregressi che l'azienda avrebbe dovuto pagare, che la sanità avrebbe dovuto pagare a una serie di fornitori. Il dottor Geoffrey è stato dimissionato dall'autorità anticorruzione perché si è osservato che si era presentato candidato in un paese, non era nemmeno riuscito eletto, però il fatto di essersi candidato lo rendeva incompatibile, cosa che peraltro, dice lui, è successo anche con altri personaggi, ma quelli non erano stati ritenuti incompatibili. Ora, il dottore ha scritto per i tipi di Castelvecchio Editore Tutto pagato. Tutto pagato è il racconto di come attraverso una serie di buchi legislativi e di come attraverso la la mancata tenuta della contabilità nella sanità calabrese, sanità che è commissariata, pensate, da 16 anni, praticamente la macchina che dovrebbe garantire la salute a 2,5 milioni di calabresi che pagano le tasse allo Stato italiano esattamente come tutti gli altri cittadini di questo paese, beh, signore e signori, quella macchina è diventata una vacca da mungere ed è stata letteralmente sventrata di debiti. Attualmente va detto anche a onor di cronaca, l'amministrazione Occhiuto, e peraltro Occhiuto è ora commissario, non è soltanto il governatore regionale della Calabria, ma è anche commissario alla sanità calabrese. Lui dice: abbiamo approvato i bilanci di 13 anni che mancavano, e però il dottor Geoffrey dice: state attenti, perché questo giochino di presentarsi, di farsi pagare di nuovo le fatture, potrebbe ripetersi, e non poco. Per cui la sua previsione è che da questa emergenza non si uscirà mai. Sentite un po' che cosa mi ha detto nel faccia a faccia che mandiamo in onda adesso. Vai pure, Natalia. E allora il mio gradito ospite di questa sera è il dottor Santo Geoffrey. Il dottor Santo Geoffrey ha appena pubblicato per Castelvecchi Tutto pagato, il saccheggio della sanità calabrese raccontato da chi l'ha scoperto. Tra parentesi, il dottor Geoffrey è anche uno scrittore di vaglia. Da uno dei suoi romanzi è stata tratta anche una bellissima fiction che è andata in onda su Rai 1 qualche anno fa. Noi però non siamo qui per la fiction, ma siamo qui per un vero e proprio incubo, perché il dottor Geoffrey nel 2015 per 5 mesi è stato commissario straordinario per la sanità presso l'ASP di Reggio Calabria e è stato poi forzosamente dimissionato, diciamo così, perché aveva scoperto un vero e proprio saccheggio dei conti della sanità calabrese. Pensate, assoluta mancanza di bilanci, fatture che venivano ripresentate più e più volte perché i bilanci venivano tramandati oralmente. Addirittura è venuto fuori aziende tra di loro che non riuscivano a parlarsi perché non usavano nemmeno lo stesso sistema software o gli stessi computer. Vedasi l'ex ASL di Locri e l'ex ASL di Reggio Calabria, e parliamo di debiti per centinaia di milioni. Il dottor Geoffrey però ci dice una cosa: state attenti perché non è ancora finita. Dottore, intanto com'è cominciato il suo inferno? Ma è incominciato, intanto carissimi saluti affettuosi ai radioascoltatori, a lei e a tutti i radioascoltatori che ci sentono. È iniziato perché io per caso mi hanno mandato nel 2015, nel marzo del 2015, mi hanno mandato a fare il direttore, il commissario straordinario di quest'ASP, dell'ASP di Reggio Calabria, che aveva una storia alle spalle molto tristi, nel 2008 era già stata sciolta per infiltrazione, dal 2008 al 2010, e poi già nel 2013 non aveva bilancio, cioè non è stato approvato il bilancio e non fu più approvato da allora. È un bilancio che era di 850 milioni di euro l'anno, non è che erano state approvate perché non c'erano carte, quindi io arrivo lì in una situazione di grande sofferenza
la prima cosa che ci fu è che mi invitarono a Bruxelles, allora in una riunione che si fece che riguardava la sanità, in cui, diciamo, in quel tavolo mi dissero che io mi ero seduto nell'ASP più pericolosa e più, diciamo, ingovernabile dell'Europa. Quindi lei capisce che io, che non avevo, nella mia vita avevo fatto altre cose, facevo il medico, il ginecologo, scrivevo libri, non mi ero mai imbattuto in una situazione del genere. E arrivai in una situazione in cui appunto non c'era da una parte bilancio da 1 anno, 2 anni. Non si riusciva a provarlo perché non c'erano carte sostanzialmente in cui si potesse risalire alle entrate e alle uscite certe, e subito mi sono imbattuto in una persona che è venuta da me e mi ha detto: guardi che le 3 transazioni fatte da quelli che prima di lei, di una di queste sicuramente è falsa totalmente, perché io quei soldi che sono stati transatti, che è stata fatta una transazione, una delibera, un mandato di pagamento, io quei soldi tutti me li sono presi con decreti ingiuntivi nel 2009, eravamo nel 2015, e questo mi diceva che se li hanno presi nel 2009. Lei capisce che io precipito nell'inferno, perché una notizia del genere, gravissima, si trattava di milioni di euro, 6 milioni di euro, ti giuro, non solo ti butta nello sconforto, ma a quel punto non capisci più in quale mondo ti trovi, perché pur essendo diciamo una disorganizzazione, pur essendoci infiltrazione e altre cose, però non ci può essere un meccanismo di questo tipo, che si possono fare transazioni che sostanzialmente erano già stati tutti pagati in precedenza. Ecco, questo fu l'impatto che io ebbi quando arrivai lì. Ecco, lei tra l'altro aveva imboccato una strada che in fondo è la stessa strada che ha usato Giovanni Falcone per le sue indagini, follow the money, cioè lei è andato a ricostruire con una pazienza, veramente una pignoleria certosine, i percorsi delle fatture, i percorsi dei rimborsi, le richieste, le ingiunzioni e così via. La cosa più drammatica è che addirittura spuntano fuori rimborsi milionari per fatture da poche decine di migliaia di euro. O mi sbaglio? Sì, no, questo era il meccanismo dei pignoramenti in estensione. E questo miracolo come avveniva, scusi? Le aziende sofferenti che non venivano pagate nel corso degli anni, perché ce n'erano persone per bene, aziende che erano fornitrici di servizi oppure fornitori di strumentari e altre cose, allora a un certo punto questi non venivano pagati dal 2005 altre cose, e presi per la gola si vendevano i titoli a queste alle società factoring che venivano e rastrellavano. Questi a loro volta facevano ingiunzione presso i tribunali, presso i tribunali dove era la sede della banca tesoriera dell'ASP, non degli uffici economici finanziari dell'ASP, della banca tesoriera, che era Catanzaro. E quindi c'erano ogni 3 mesi, 4 mesi, c'erano queste udienze in cui si doveva decidere, ma molte volte erano udienze anche per pochi spiccioli, per qualcuno che si rivolgeva per pochi soldi. Lì c'è una legge che dice che quando ci sono la possibilità, c'è la certezza che l'ente che deve pagare ha soldi, nelle stesse udienze di colpo si inserivano diciamo delle società, degli avvocati che erano i rappresentanti delle società, si inserivano e dicevano: noi avanziamo in questo procedimento, chiediamo di entrare perché noi avanziamo questi soldi, ce li devono dare. Quindi il giudice era costretto, la legge lo prevedeva, diciamo, a prenderseli in carico e di dire: lasciatemi le fatture, dopo che c'era una serie di procedure, fatture che addirittura non è decreto ingiuntivi, ma erano sempre semplice carte contabili, addirittura erano delle fatture che venivano siglate dai notai diciamo di fiducia di queste società, venivano portate lì venivano lavorati, il giudice, il presidente mandava le fatture all'ASP, diceva: controllate perché ho avuto una richiesta di far pagare queste cose, controllate se sono state pagate o no. L'ASP, che non aveva uffici economici, diciamo che non possedevano carte perché le carte non c'erano,
addirittura non nemmeno rispondeva a queste cose. Dopo un mese che c'era una richiesta formale e l'ASP non rispondeva, automaticamente quelle somme si pagavano. Ora, quante di quelle somme erano vere o no? Perché io quando andai lì per la prima volta nella storia di un ente pubblico, dell'ASP, andai lì e mi presentai quasi in modo anonimo e diciamo chiese al presidente di poter intervenire nella seduta. Il marcio lo si vede perché io, quando il presidente dopo, pensando che fossi un avvocato che avevo fretta o un così, che volevo chiedere, dopo 3 volte che chiesi mi fece parlare e io dissi che ero il commissario dell'ASP di Reggio Calabria, bene, 3/4 di avvocati che erano lì per discutere si presero le carte e fuggirono via dall'aula. Questo fatto è un fatto gravissimo, cioè, perché loro avevano capito che per la prima volta c'era qualcuno che era andato lì a controllare. Fuggirono, io ero insieme a 2 avvocati dell'ASP che me li ero portati con me perché mi assistessero. Il presidente meravigliato, dice: è la prima volta che l'ASP di Reggio Calabria viene così, diciamo, con alto prestigio, viene qui ad essere rappresentata, mi lodò in pubblico, disse: è la prima volta, speriamo che da adesso in poi lei lo faccia sempre, e mi diede alcune di quelle, perché gli ho detto: mi fa vedere quello che sta pagando. Dice: io le sto mandando all'ASP, però me le ha date a mano. Una di queste di 100.000 euro era già, quando tornai all'ASP feci fare un controllo, era già stata pagata nel 2010. Quindi quante ce ne sono state di quelle cose? Ecco, questo è un altro delle cose. Ma c'erano le transazioni attraverso il procedimento della circolarizzazione, per cui, diciamo, un ufficio economico finanziario che non ha certezza delle carte, perché a monte ci fu un vulnus, cioè negli anni passati, poiché l'ASP di Reggio Calabria era il risultato poi di 3 allora si chiamavano aziende territoriali, che vennero fuse nel 2010 in un'unica ASP provinciale, successe che diciamo portarono in sé dentro a Reggio Calabria tutti i difetti degli uffici economici finanziari di Palma e di Locri, cioè sistemi meccanografici che non corrispondevano tra di loro, un incendio nel 2007 che mandò in fumo, diciamo, gli archivi, eccetera eccetera. E tutte queste cose, che cosa succedeva in effetti? Che appunto banche factoring, ma anche singole società che avanzavano soldi, attivavano le procedure dei decreti ingiuntivi e lo facevano avendo in mano i decreti ingiuntivi che gli riconosceva un debito di cui l'ASP, quando c'era diciamo, quando c'era la riunione, quando c'era la causa, non si presentava mai, non si opponeva mai, quindi loro portavano avanti senza la parte dell'ASP che si potesse opporre ad dire queste cose sono vere, quest'altre non vere. Non avendo carta non andavano mai al contenzioso, per cui diventavano attivi. Allora, che cosa succedeva? Che questi andavano e facevano pignoramenti presso terzi, cioè presso la banca tesoriera. La banca tesoriera pagava la somma totale e a fine anno trasmetteva all'ufficio economico finanziario dell'ASP la somma totale dei pagamenti, non le singole fatture. E qui è stato il vulnus, perché tu non pagando le singole, non indicando le singole fatture, logicamente là, in sostanza, si è permesso di poter rapinare quante volte si faceva, perché quando questi qua, avendo anche delle complicità all'interno dell'ASP, non avendo la possibilità, quando si ripresentava e dire noi avanziamo queste cose, non la possibilità di dire no, queste cose sono state pagate, tu potevi fare quello che volevi. Ecco, questo è il disastro di tutta diciamo, il meccanismo. È qui che nasce. Io mi sono messo, allora quando andai lì, capendo l'ingranaggio, mi ero messo in testa
di ricostruire i bilanci dell'ASP Reggio Calabria fattura per fattura. A questo punto però... Qui quando ci fu poi un sollevamento, mi lasciarono tutti solo, mi abbandonarono e logicamente fui aggredito da tante cose e fui l'unico in tutta Italia che fui sollevato dall'anticorruzione dopo che continuamente andarono si accamparono dalla porta di Cantone, perché io avevo, secondo loro, io siccome non potevo essere nominato, però lo fecero dopo, cioè a me dopo 5 mesi mi cacciarono, anche se la questione, diciamo, teoricamente fu sollevata subito, nel senso che mi dissero, siccome c'è la legge Severino che dice che chi era stato candidato, io ero stato 4 anni prima, candidato in un comune, a sindaco in un comune di 1000 abitanti, che avevo perso quelle elezioni, cioè non avevo avuto nemmeno la possibilità di esercitare e con quella scusa mi disse che io non potevo essere nominato commissario speciale. Io ero un commissario straordinario, cioè non avevo contratto, non avevo obiettivo, ero stato mandato là solo perché c'era una situazione di catastrofe. Mi dissero, ti preghiamo, vai per 6 mesi lì finché noi non riusciamo ad attingere si poteva fare, dagli elenchi ufficiali, eccetera, eccetera. Infatti tutti furono nominati, in tutte le 11 ASP e nelle aziende ospedaliere furono nominati commissari straordinari. Quindi a me non è che però mi cacciarono subito, perché a me in quei 5 mesi ho rischiato parecchie volte che mi ammazzassero, no? Immagino. E quindi cioè, l'hanno fatto dopo 5 mesi, perché non mi hanno cacciato subito se io ero, diciamo, non ero, ecco, purtroppo ora sono passati 10 anni, vabbè, ma quella storia si ripercuote perché noi siamo dentro il piano di rientro da 16 anni, non ne usciremo mai perché i conti pubblici, a quel che si dice, non saranno mai, diciamo, in grado di avere quello che dice l'uscita dal piano di rientro, cioè il riequilibrio dei conti per 3 anni di seguito e soprattutto il raggiungimento dei livelli LEA e aggiustare negli ospedali, sul territorio, gli screening antitumorali, tutte queste cose, capisci? Ma dottore, perché questo secondo lei non può avvenire? Cioè, perché, ma perché se, diciamo, dice sì, hanno approvato, lei pensi che hanno approvato, l'ASP ha approvato, l'ASP non aveva conti pubblici, non aveva bilanci, li hanno approvati nel 2024 9 bilanci ad una volta. Li hanno approvati però con le carte che hanno trovato, non con la certezza, con le carte trovate. Le carte trovate significa in effetti nulla, conoscendo il meccanismo. Perché là tu non sai se 3 anni se ne viene uno e ti presenta fuori un decreto ingiuntivo che è in una zona in cui non c'erano carte, tu lo paghi e qualcosa va sempre in sofferenza, capisce? Allora, a mio avviso, una cosa da fare era andare, buttarsi dentro e ricostruire i bilanci anno per anno, fattura per fattura, tutti i pagamenti fatti, a chi fatti, quante volte, in che modo, a quale procedura, tutte queste cose. Cioè, insomma, dice lei, ci sono troppe bombe a tempo nel sistema che nemmeno conosciamo, proprio perché infatti noi domani mi posso alzare pure io con una fattura e dire l'ASP di Reggio mi deve 10 milioni tu non di hai euro. la possibilità, perché se poi si paga con la procedura della circolarizzazione, la circolarizzazione è una procedura prevista che è quella di dire non sono io più che ho la certezza dei soldi che ti do con le carte che ho, ma ti chiedo a te di dirmi, tu fornitore, di dirmi se ti devo dare soldi, capisci? Sì. Quindi c'è la persona onesta, va tutto bene, va tutto cosa, però poi quando se tu pizzichi in tutta questa una sola fattura pagata 3 volte, vabbè, i commissari, quelli che mi hanno sostituito ora, sono stati, diciamo, scudati da una legge, allora fatta da Draghi e poi confermata, in cui si dice se voi fate transazioni attraverso la circolarizzazione, firmate perché la colpa non è vostra se quelli, per esempio, che vengono a presentarvi le fatture ingannano. La colpa se si scopre è loro, non vostra. E vabbè, va bene questa cosa, perché bisogna però, insomma, lei capisce che
penso che questi non sono sistemi di contabilità in una regione che è debole già di per sé. Comunque, io non voglio discutere di quello che hanno fatto dopo o di come, ma io quello che ho trovato io e che ho tentato di fare io era quello di mettermi a ricostruire i bilanci primo e a pagare i debiti secondo una certezza totale di quello che si pagava. Capito? Questo è Sì. la problema. Dottore, senta, lei racconta nel suo libro di essere stato anche, diciamo così, avvicinato da qualche personaggio con qualche buon consiglio. Allora le domando, ma ne valeva la pena fare tutto questo? No, assolutamente. In una terra perduta come la Calabria no, per carità, perché poi mi lasciarono solo qui e diciamo esponendomi, diciamo, quello è l'episodio che ho raccontato, cioè quando a Roma si avvicinò uno e mi disse lei, perché quando mi avevano cacciato io andavo gridando che mi cacciarono, insomma, in modo disonesto, in modo, insomma, no, perché non l'avete mai fatto nessuno in Italia, l'ho fatto con me, al di là se poi io avevo fatto delle cose, delle procedure, giusto, non giusto il mio intento, no, ma al di là di questo l'avete fatto solo, non l'avete usata con quella prima di me, che aveva lo stesso problematica mia, e con quelli che vennero dopo di me, che avevano peggio ancora, avevano l'incompatibilità, eppure rimasero lì, solo con me e questa persona che io non capii mai chi fosse, mi disse una frase che, venendo io da una terra in cui conosco benissimo questi meccanismi, perché io abito all'interno del territorio della piana di Gioia Tauro e so che significa quando ti dicono un'espressione, insomma, io, poi ecco, questa è una delle varie cose, insomma. Ecco. Dottore, senta, ma dopo tutta questa esperienza, superato anche un calvario giudiziario, perché comunque lei è stato convocato dalla magistratura, a un certo punto si ritrova anche come imputato e come testimone, che Sì. è qualcosa di kafkiano, se mi posso Sì, permettere. sì, Ecco, certo, sì, dopo tutto sì. questo, lei che conclusione ne trae? Cioè, lei ha un figlio di 18-20 anni, dopo tutta sta roba, che cosa gli direbbe? Prenditi le valigie e vattene. Questa non è una terra per poter operare, per poter combattere, per poter pensare di avere un futuro, perché qui non funziona più nulla. E i processi dinamici sono quelli tutti infettati diciamo, lo so che sembra una cosa, dice, ma lei la pensa, lei è rimasto però ha affrontato a petto nudo la cosa. Sì, lo so, ma io so anche quello che ho passato e che cosa mi ha causato questo fatto tuttora, dal punto di vista di tante cose. E poi vedermi messo da chi mi doveva proteggere per certi aspetti, vedermi messo in un calderone, diciamo, dove io ero stato quello che avevo indicato, poi ho detto, vedete, qua c'è una situazione, solo perché mi dovevano far pagare il fatto che io avevo denunciato, organizzandomi una trappola. La salvezza è stata solo che ho trovato un presidente del tribunale che si è letto le carte e ha quasi, insomma, nella sentenza che scrive a mio favore si vede tutta la insofferenza per dire ma insomma, ma come? Ma è andata questo qua. Poi contemporaneamente la stessa pubblica ministero mi usa da una parte come imputato per truffa insieme a tutti gli altri, dall'altra nella stessa settimana io avevo denunciato perché avevo bloccato il pagamento di una cosa, mentre era proprio a pagamento, l'avevo bloccato e denunciato tutto. Mi usa come testimone a carico della procura contro i tentati truffatori, tentati perché gli ho sottratti i soldi mentre erano sicurissimi che ce li avevano ormai a portata di mano, soldi che loro già si erano presi altri 3 volte, gli stessi soldi se ne erano presi negli anni successivi, negli anni precedenti 3 volte. E allora com'è possibile questa cosa? Io certamente non è che non conosco il mondo, però si può usare un testimone da una parte, testimone dall'altra parte imputato contemporaneamente. A me mi sembra una cosa, io sono un umanista e ho studiato molto Giustiniano, ma non mi pare che lui appunto nel Corpus Vetus avesse previsto una cosa del genere. Comunque.
significa che io dovevo, perché ero il meno protetto, quello che non appartenevo a nessuna cricca, non appartenevo a nessuna banda. A un certo punto, quando sono andato là, non ho risposto più a nessuno ho risposto. Quindi nessuno poi mi ha appoggiato, avevo solo contatti con il commissario di governo che mi ha protetto finché ha potuto, in tutte le maniere, capendo che io ero in pericolo di vita. Commissario governativo mandato per il piano di rientro. Dottore, ma quindi nemmeno lo Stato può cercare di fare un po' di pulizia in questa storia? Glielo chiedo in calabrese. Glielo chiedo in calabrese, ma qua non c'è stenu parmi netto, traduzione, ma qui non c'è nemmeno un angolo pulito? Allora, se io trovo che dopo di me tutto è tornato normale, i pagamenti sono stati fatti in quella maniera e trovo che ancora rimaniamo dentro il piano di rientro, non ne usciremo mai dal piano. Possiamo uscire dal commissariamento, ma il commissariamento che cos'è? È la gestione del piano. Cioè, invece di farlo da Roma, lo si fa qui. Teoricamente si fa da 4 anni, perché il Presidente ha avuto la fortuna anche di essere nominato commissario, ma sostanzialmente il piano di rientro è quello che ti impedisce di fare contratti a tempo indeterminato, 2 di fare programmazione, 3 di poter avere la certezza che ai reparti ti rimangono aperte altre cose. Qui non solo hanno chiuso 18 ospedali in una notte, ma man mano in 16 anni i medici che andavano in pensione non venivano sostituiti. Logicamente si chiudevano pure reparti, si sintetizzavano reparti. Succedeva che a un certo punto tutta la specialistica territoriale non esiste più. Significa che il 17% dei calabresi non si cura più, tutta la cronicità non la curi più, significa che gli screening antitumorali sono i più bassi d'Europa. Però non è che dice sì, è colpa di chi? Cioè, qui se tu non hai avuto la possibilità di fare ricambio, la gente se n'è andata, i medici che c'erano se ne vanno, i figli li portano, si curano tutti, diciamo, diventano medici e se ne vanno giustamente dove hanno più garanzie, perché ai miei tempi noi medici andavamo in tutti i posti e ci buttavamo. Ora invece la medicina, siccome ha avuto un salto anche dal punto di vista tecnologico e poi c'è una forte cosa di medicina di difesa legale, altre cose, uno preferisce andarsene nei posti in cui si è protetto, in cui si è pagato di più. E quindi capisce, qui ti trovi veramente in una situazione di grandissimo disagio. Che fanno adesso? Qual è il mio sospetto? Che qua si capisce che non ci sono medici, ci sono i cubani che tengono i pronti soccorsi e le parti di terapia intensiva. Però questo non è un fatto strutturale, è un fatto. Però i territori così incominciano a soffrire, capisci? Quindi questa forte migrazione sanitaria che c'è, enorme anzi per quello che sono gli standard, perché è normale che uno vada in un posto dove è più attrezzato, dove c'è più tradizione chirurgica, dove c'è più. Però non è normale in un'entità di quel tipo, capisce? Che sottrae ingenti risorse. Dottore, senta, per finire, che cosa farà domani? Dopo tutta questa storia, lei Io davanti a sé cosa vuole fare? Niente, io sono in pensione, osservo e scrivo romanzi, che devo fare? Ma almeno la letteratura può ancora fare qualcosa per la Calabria, La secondo letteratura lei? sì, certo, può, perché con l'immaginario può dire quello che io per esempio non ho potuto dire, in retroscene che io li so tutti, nelle cose che nel libro ho detto, ma avevo tutti gli enti, avevo tutte le, diciamo, gli appigli e le cose legali, nessuno mi ha detto nulla, perché io pubblicavo sentenze, ho pubblicato atti certi, quindi la letteratura può essere di insegnamento, ma in Calabria, come lei sa, si legge pochissimo. E non solo, ma sai, c'è quella tristissima cosa di dire che, insomma, non lo so quanto è il 30-40% dei ragazzi non riesce a comprendere il testo, un testo a scuola che si legge. Questo è il fatto grave. E questo è un terreno che può permettere alle organizzazioni di cose di operare, perché il messaggio breve è un messaggio che uno, ecco, con messaggio breve tu sì, riempi, però quei messaggi brevi in cui non hai la possibilità di ragionarci sono pericolosi.
Meglio non si poteva dire, dottore, mi dispiace molto concludere questa intervista ma non si così. preoccupi, io la ringrazio veramente, ringrazio lei per la cortesia e la gentilezza che ha avuto, ringrazio i radioascoltatori che, diciamo, capisco che loro sembrerà quello che ho detto cose forse un pochino dell'altro mondo, ma purtroppo è questa realtà, forse dette in No, modo purtroppo crudo, sono modo, cose di queste, sono cose di queste questo mondo e sono purtroppo cose di è questo così. mondo. Sì. Grazie ancora, dottore. Grazie a lei e ai radioascoltatori li saluto con tanto affetto dalla profonda Calabria, qua in mezzo ad una foresta di uliveti. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe. A te la linea, Antonino. Grazie a te, cara Natalia, alle 19:10 e 47 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo era Juan Manuel Serrat con Cantares, Caminante no hay camino del 1969. Questo vuol dire solo una cosa, che tra poco cederemo la linea alla nostra Carla De Bernardi per contare i passi in questa puntata, la prima tappa del cammino di Santiago di Compostela, partendo da Roncisvalle. Ma prima io vorrei farvi vedere questo avviso. Domani non ci sarà la nostra Alessandra Mori in onda alle 16 con il suo bellissimo Pop Economia Rumore. Perché? Perché domani lei modererà questo evento che vi segnaliamo, conferenza stampa e il ruolo dell'educazione finanziaria nel sostegno al commercio di prossimità, su iniziativa del senatore Dario Damiani. Si terrà martedì 4 novembre 2025 dalle 12:30 alle 14, Sala Caduti di Nassiria, Palazzo Madama, presso il Senato della Repubblica, Piazza Madama 11, Roma. Chi ci sarà tra i presenti, moderati appunto dalla nostra Alessandra? Apertura e saluti introduttivi il senatore Zangrillo, ministro della pubblica amministrazione. Poi interverranno per il Codacons Gianluca Di Ascenzo, che ne è il presidente, Valentina Piccabianchi, presidente gruppo donne imprenditrici FIPE,
Luca Staglianò, General Manager Italy, American Express Payment Europe, Nunzio Lella, Executive President AIEF, e poi le conclusioni saranno affidate al senatore Dario Damiani, capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio. Quindi domani, se avete voglia, alle 12:30, Sala Caduti di Nassiria a Palazzo Madama, presso il Senato della Repubblica, Piazza Madama 11, ci sarà questo evento, conferenza stampa, il ruolo dell'educazione finanziaria nel sostegno al commercio e di prossimità, con la nostra Alessandra Mori a moderare. Detto ciò, per questa sera abbiamo finito. La parola a Carla De Bernardi al suo bellissimo Contare i passi, e poi ci saluteremo con un ricordo dell'immenso James Senese, Chi te no mare, live, anno di grazia 2018. Fate i bravi che noi ci ritroviamo domani alle 14 con l'altra metà della radio, con Laura Ravetto, e poi dalle 18:05 trattabili Zoom, e sapete che alle 18:35 arriverà ancora una volta lui, il nostro maestro della scuola di magia, il senatore Claudio Borghi Aquilini. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Ok, vai. E allora, questa sera è tornata a trovarci qui a Contare i passi la nostra Carla De Bernardi. Nella prima puntata abbiamo fatto un'introduzione sul senso di fare un cammino. In questa puntata passiamo a parlare del Cammino di Santiago e io vi voglio mostrare alcune cose, soprattutto partiamo dalle cartine, eccole qua. Carla, intanto ben trovata. Secondariamente, questo benedetto cammino, no? Queste benedette cartine che illustrano questo viaggio attraverso la Spagna, e tra l'altro è un cammino bello lungo per arrivare fino a Santiago de Compostela. Eh sì, se tu fai vedere l'ultima foto, quella di Roncisvalle, sì, la quarta, vedrai che sul cartello eccolo c'è qui. scritto Santiago de Compostela 790. Questo naturalmente è la strada carrabile, cosa che noi non facciamo, noi facciamo i sentieri, eccetera, però sono comunque 760 chilometri. Ecco, questo è il passo di Roncisvalle, perché è la prima tappa, fai conto che le tappe sono più o meno di circa 25 chilometri l'una, e sono quelle che vedi nella cartina, quella che hai fatto vedere prima, questa Sì. qua. Vedi? Sono tutte le tappe in rosso, sono quelle proprio del Cammino di Santiago, perché poi invece ci sono quelle, diciamo quelle... Ecco, la ruotiamo quelle che così sono connotano il leggibili i cammino. posti. Ecco, se riesci a ingrandirlo un po', Sì. vedi? Sono tutte delle località, quelle in rosso, dove ci si ferma proprio a dormire. E io queste tappe le ho fatte una a una e pensavo poi nelle prossime trasmissioni di illustrare le singole tappe. Vedi, per Certo. esempio Astorga, Vilar de Mazarife, Sarria, Portomarin, sono tutte tappe proprio del cammino. Quelle in nero, diciamo che sono delle tappe, anche quelle se ti vuoi fermare, le tappe diciamo codificate del cammino sono quelle in rosso. Ok. E se tu vedi la prima parte di questa mappa, vedi che poi si finisce a Finisterre, no? Sì, Cioè si finisce quassù. all'oceano, cosiddetto Oceano Tenebroso, Capo Finisterre, e lì arriveremo anche noi se faremo tutte le tappe, magari non una a una, però insomma se faremo il percorso insieme. La partenza, se vai Sì. alla partenza invece, che è, ecco, vedi che ci sono 4 strade rosse che arrivano una da Parigi, una da Vézelay, una da Le Puy e una da Arles. Perché ci sono queste strade? Perché queste 4 strade arrivano dalla Francia e lo vedi nella cartina, quella che invece si chiama cartina Cammini Europei. Prova a prenderla. Eccola qua. Ecco, ingrandiscila se riesci. Dove tu vedi, vai un attimo verso l'alto, un attimo, perché così, vedi? No, proprio verso l'alto della cartina, in alto, Sì. in alto, in alto. È un momento perché l'apparecchio ci mette un po'. Ah, Eccolo ok, qua. ok. No, perché volevo far vedere che si parte da Canterbury, una strada che
arriva in Francia e si chiama Via Francigena per quello, e poi arriva in Italia e noi la chiamiamo la Via Francigena italiana, ed è quella che va a Roma, e io ho fatto anche Infatti, eccola quella. qua. Ma dalla Via Francigena, cioè dalla Francia, partono 4 strade, Sì. 4 strade, appunto, vedi, da Reims, da Vézelay, da Le Puy e da Arles. Quella di Arles, che è quella più a sud, arriva da Genova, quindi arriva anche dalla Toscana, arriva da Ulla, quindi tu fai tutta da Lucca vai a Genova, poi vai a Ventimiglia, entri in Francia e vai ad Arles, e quella è la strada del sud che va a Saint-Jean-Pied-de-Port. Poi ci sono, no, in verità quella di Arles entra in, ecco, fermati un attimo, scusa, fermati un attimo. Quella di Arles entra in Spagna al Somport, vedi? Somport, che è un passo dei Pirenei. Le altre 3 entrano in Spagna da Roncisvalle, da Saint-Jean-Pied-de-Port. Aspetta un attimo che... Scusa, Sì. chi è? Pronto? Pronto? Boh, aspetta, che metto il silenziatore. Ecco, appunto. Abbiamo fatto un attimo pausa per un piccolo inconveniente tecnico di qualche seccatore. Riprendiamo pure. Esatto. Stavamo dicendo appunto che comunque Allora, si parte da Roncisvalle. sì, ci sono. Allora, queste 4 strade che partono dalla Via Francigena francese, che si Sì. chiama così per quello, anche quando è in Italia si chiama Francigena, perché prende quel nome lì. E quella è un'altra storia, poi la racconteremo un'altra volta, la Francigena, perché i pellegrini vanno o a Santiago, o a Roma, o a Gerusalemme. Adesso a Gerusalemme è un po' pericoloso andarci a Sì. piedi, però sia Roma con la Francigena che Santiago con parte della Francigena e poi il cammino francese, si chiama anche quello così, si arriva a Santiago e a Roma. Queste 3 strade, Reims, Vézelay e Le Puy, arrivano a Saint-Jean-Pied-de-Port, che è un delizioso paesello. Vedi che c'è, ti ho fatto vedere una stazione che si chiama Donibane Garazzi. Sì. Donibane Garazzi è il nome basco di Saint-Jean-Pied-de-Port, che è un paesello ai piedi dei Pirenei, ma in Francia. Da questa stazioncina si può arrivare, cioè si arriva, scusami, in questa stazioncina da Bordeaux. Io ci sono arrivata da Bordeaux perlomeno, con un trenino a scartamento ridotto. Scendi a Saint-Jean, fai un giro nel paesello che è delizioso, paesello basco con tutte le botteghe, i ristorantini, vai a farti dare la credenziale all'ufficio del pellegrino. Ecco, la credenziale non te l'ho mandata, te la mando la prossima volta. Sì. È un passaporto pieghevole che si dice a leporello. Tu che sei dotto lo sai, lo saprai che quelle cose che si piegano si chiamano a leporello. E questo passaporto a leporello, tu a ogni tappa metti un timbro e questo ti permette di dormire e mangiare nelle strutture convenzionate per pellegrini. Perché se non hai la credenziale, potresti essere uno che è arrivato in macchina o in motocicletta e chiaramente hai un trattamento diverso rispetto al pellegrino che arriva a piedi, perché il pellegrino ha la precedenza, a seguire chi arriva a cavallo, e ce ne sono, e a seguire ancora chi arriva in bicicletta. Quelli che arrivano in moto, in macchina, in treno e in autobus non possono andare negli ostelli per pellegrini, perché non sono arrivati a piedi o a cavallo o in bicicletta. Comunque quelli a piedi hanno la precedenza assoluta. Vedi che dalla Francia su in alto si vede un cammino blu che si chiama Aragonese Sì. e un cammino rosso, fanno una V, che si chiama Navarrese, qui non c'è scritto. E il primo attraversa appunto l'Aragona e il secondo la Navarra. Navarra, tra l'altro, terra di vini, terra di vigneti, quindi bellissima. Questi 2 cammini, che io li ho fatti entrambi, arrivano in un posto che si chiama Puente la Reina. Puente la Reina perché è il ponte fatto dalla regina Munia
di Navarra, se non ricordo male, la moglie del re di Navarra, proprio per i pellegrini, perché finché lei non ha fatto questo ponte, il ponte della regina, i pellegrini dovevano guardare il fiume. E invece col ponte della Reina si uniscono i due cammini, l'aragonese che viene dal Somport e il navarrese che viene dal Roncisvalle, poi proseguono ed è tutta la riga rossa, cammino francese, vedi in grande, che va fino a Santiago, poi prosegue, se uno vuole, per Finisterra. Però qui arrivano, cioè la Spagna è solcata da altri cammini. Abbiamo il Cammino del Norte, che è quello più in alto, che è tutto sull'oceano. Abbiamo il cammino che viene dal Portogallo, che è il cammino portoghese, e ce ne sono due. Poi c'è il cammino primitivo, che è quello verde corto che parte da Oviedo, il Sanabrese e poi la Via della Plata, che è la via che facevano quelli che trasportavano l'argento. Plata vuol dire argento. E qui mi sembra che manchi il Cammino Real, che era il cammino che facevano i reali di Spagna, forse lo fanno ancora, se vanno a Santiago, proprio un cammino riservato a loro. Quindi vedi che tutti questi cammini confluiscono su Santiago e poi ce n'è uno solo che va a Finisterre. C'è un'altra cosa da dire, che se tu invece inquadri la cartina Cammini Europei, che è quella di prima, Goethe, ecco questa qui, magari se la rimpicciolisci un po' la vedono tutta, se riesci, non so quanto, ecco, ancora, ecco, vedi che arriva dall'Inghilterra, attraversa la Francia, arriva in Italia e in Italia arriverebbe a Roma, ma poi, vedi che c'è il Colosseo, ma poi con la Francigena del Sud arriva a Brindisi, dove i pellegrini si imbarcavano, anche nell'antichità, se non andavano a piedi, si imbarcavano per Gerusalemme. Vedi che tutta l'Europa è solcata da cammini, perché nell'antichità non è che tu facevi come ho fatto io, che ho preso un treno, io ho fatto così, ho preso un treno a Milano, sono andata a Nizza. A Nizza ho cambiato treno e sono andata a Bordeaux. A Bordeaux sono arrivata all'alba e mi ricordo questo arrivo che speravamo di trovare un caffè, un cappuccino, e il bar era chiuso, ma poi dopo un po' per fortuna è aperto, poi ti racconto la prima tappa. E da Bordeaux abbiamo preso il trenino a scartamento ridotto per Saint-Jean-Pied-de-Port. Dopodiché siamo partite per Santiago, io ero con una mia amica, con degli amici in verità, che poi però in gran parte sono tornati indietro, e io ho continuato con questa mia amica Lalla Fumagalli, che è anche la mia vicepresidente agli Amici del Monumentale, perché da allora non ci siamo più separate. Quindi vedi che Goethe diceva l'Europa si è fatta sulla strada per Compostela, perché cosa succedeva allora? Succedeva intanto che chi partiva per stare via 1 anno, 2 anni, cioè se uno partiva da, che ne so, da Budapest, da Vienna, da Parigi, da Canterbury, da dove vuoi tu, tutto a piedi, erano 1000, 2000, 3000, 4000 chilometri. Quindi partivano per stare via un'eternità. E infatti nell'antichità si raccomandava di fare testamento prima di partire, È vero. perché non sapevi se saresti tornato, e morivano di tante malattie per strada. E cosa succede? Che comunque questi pellegrini erano protetti dal... scusa che ho pure qualcosa in un occhio, anche questo È il è bello della il bello della diretta. diretta, esatto. Partivano a piedi con una scarsella con dentro dei denari, le loro monete, per pagarsi le ospitalità, e partivano. Naturalmente c'era il rischio che venissero derubati o che venissero depredati delle loro borsette. Quindi cosa succede? Succede che si creano delle confraternite, come la confraternita di San Giovanni o i Templari, che sono come dire, dei monaci, dei religiosi, ma armati a cavallo, che difendevano i pellegrini, sia quelli che andavano in Terra Santa che quelli di Santiago che quelli a Roma. E cosa succedeva, che è la cosa molto interessante? Che questi qui che erano a cavallo facevano avanti e indietro, mentre il pellegrino andava piano piano con i suoi sandali, perché all'epoca non c'erano gli scarponcini Vibram. Questi cavalieri vedevano cosa succedeva nel mondo, no? Che ne so, arrivavano a Genova
c'era, era arrivata la peste e quindi tornavano indietro e dicevano a tutti state attenti oppure c'erano le nozze di un re spagnolo e quindi raccontavano a tutti che si era sposato il re spagnolo, perché non c'erano i giornali e non c'era ovviamente, lo so che è una banalità dirlo, ma lo dico per fare una battuta, non c'era la televisione, non c'era internet, non c'era neanche la radio. Quindi le notizie come viaggiavano all'epoca? Le notizie viaggiavano attraverso i pellegrini. Arrivavano in un villaggio, c'era una festa di paese, si commemorava il patrono, arrivavano con loro i cavalieri e poi quelli ripartivano, tornavano indietro e le notizie giravano così. E quindi Goethe disse l'Europa si è fatta andando a Compostela, perché è quello che è davvero successo. Le notizie non avevano altre vie di comunicazione che la testimonianza orale di persone che vedevano quello che stava succedendo. Già tu da questa mappa lo vedi, no? Come tutta la Francia e poi a partire da Canterbury, perché da Canterbury, attraversando la Manica, si entrava in Francia, si faceva tutta la Francia, poi partivano le controstrade per Compostela, ma se proseguivi arrivavi al Gran San Bernardo, ad Aosta, dove inizia la Francigena italiana, che appunto va a Roma e poi va a Brindisi. Quindi capisci che è una rete di cammini. Quando si dice il cammino, di solito si intende il cammino francese, perché è quello più famoso, oppure si dice la via Francigena e allora si è fatta la via che va a Roma. Però tutta l'Europa era coperta da cammini, perché il pellegrinaggio nell'800, nell'anno 1000, prima delle crociate, e tante volte i pellegrini incappavano anche in cose spiacevoli e quindi c'era questa specie di esercito religioso che li proteggeva. E i templari, che erano furbissimi, cosa hanno fatto? A un certo punto hanno detto: voi depositate presso di noi i soldi, le monete, e noi in cambio vi diamo delle cambiali. Praticamente viene inventata dai templari la banca, l'assegno, cioè tu non hai più da portarti in giro i soldi, perché così si stronca in questo modo il brigantaggio, e io ti do dei pezzi di carta coi quali tu spendi nel convento, nella bottega, nell'osteria, e così nasce un'enorme ricchezza dei templari, i quali templari a un certo punto vengono massacrati e vengono la loro, i loro L'ordine viene monasteri. soppresso. L'ordine viene soppresso e i loro monasteri vengono chiusi. Tra l'altro sul cammino di Santiago ce n'è uno a Ponferrada, che è un grande castello che era dei Templari, vengono soppressi perché il re di Francia, che se non mi ricordo male si chiamava Francesco I, cosa fa il re di Francia? Li sopprime per prendersi i loro soldi. E quindi, aspetta che prendo anche il mio libro, che magari riesco a dirti le cose più precise, perché io l'ho fatto anni fa questo cammino. E quindi, eccola qua, eccola qua, eccola qua. Aspetta, scusa, dammi. Allora, i Templari vengono, sì, massacrati nel 300, è possibile? Aspetta che non trovo la nota, la prossima volta guardo prima sul libro, prima di fare la tua intervista. E comunque vengono smobilitati, chiamiamoli così. L'ultimo dei Templari viene bruciato all'Île-de-France, quella isoletta che c'è in mezzo alla Senna, alle spalle della cattedrale di Notre Dame. Notre Dame, no? Lì c'era un'isoletta dove viene bruciato il nostro amico Pierre de Molay, se non erro, si chiamava l'ultimo dei Templari. Adesso mi piacerebbe trovare queste cose, ma naturalmente quando cerchi una cosa non la trovi. Si racconta che quando venne impiccato Luigi XVI, qualcuno dalla piazza gridò: De Molay, sei stato vendicato. Sì, tra l'altro, sì, no, non è per correggerti, ma non fu impiccato, fu ghigliottinato. Ghigliottinato, scusa. Aspetta però che se vado a vedere la tappa No, di è che nel frattempo stavo pensando a Umberto Eco, al Pendolo di Foucault, dove si parla appunto dei Templari in maniera molto diffusa, anche perché sì, i Templari vennero accusati di essere dei sincretisti, certo, corrotti, no? che diciamo erano mezzi cristiani, mezzi musulmani,
Poi li accusarono di essere dediti Esattamente. alla sodomia, eccetera, eccetera. E sì, esatto, infatti dicevano che i Templari fossero cultori di Baphometto, non lo chiamavano neanche Baphometto, sì. Maometto, ed esercitavano la sodomia, erano degli eretici, e però tutto questo processo fatto ai Templari era un processo fasullo, e quindi non ebbero scampo. Stavo cercando Ponferrada, perché Ponferrada è proprio dove c'era vabbè, per la prossima volta ti cerco la storia dei Templari. Tu pensa poi, Grazie. tra l'altro, una cosa importante è che la casa del Petrarca a Milano a Baggio, questo per fare un po', sai che io faccio sempre le diversioni, no? Sì. I racconti collaterali. La casa dove abitava Pietrarca era una, una sede dei Templari. Se tu Ah, vai, alla casa del Petrarca a Baggio, vedi proprio che ci sono dei simboli, se non ricordo male, i capitelli delle colonne e altre cose che ricordano come lì ci fossero i Templari. E quindi, insomma, diciamo che, e questo ti dimostra anche questo, come appunto fosse tutta una rete di cammini, capite? Ecco, adesso ti dico di Ponferrada perché l'ho trovato. Allora, Ponferrada, ecco, eccolo qua. Ponferrada, porco cane. Allora, mm, Ponferrada, tutto ciò che vedo. Ah, c'è una bellissima poesia. Quando arrivi in un posto che si chiama Nájera, poi ne parleremo, c'è una bellissima poesia sul muro che dice del Cammino di Santiago, di nuovo altra diversione. Quello che ti attira sul cammino, diceva pellegrino, pellegrino, polvere, fango, sole e pioggia è il Cammino di Santiago, perché in effetti tu hai questo, no? sì. Migliaia di pellegrini e oltre 1000 anni, ma poi questo qui che ha scritto questa poesia che è sul muro della città, dice: pellegrino, chi ti chiama? Che forza nascosta ti attrae? E poi comincia a dire: non è il campo delle stelle, perché tu polvere, fango, sole e pioggia è il Cammino di Santiago, perché in effetti tu hai questo, no? Sì. Migliaia di pellegrini e oltre 1000 anni, ma poi questo qui che ha scritto questa poesia che è sul muro della città, dice: pellegrino, chi ti chiama? Che forza nascosta ti attrae? E poi comincia a dire: non è il campo delle stelle, perché tu delle stelle, perché tu Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Ponferrada, tutto ciò che vedo. Ah, c'è una bellissima poesia. Quando arrivi in un posto che si chiama Nájera, poi ne parleremo, c'è una bellissima poesia sul muro che dice del Cammino di Santiago, di nuovo altra diversione. Quello che ti attira sul cammino, diceva pellegrino, pellegrino, polvere, fango, sole e pioggia è il Cammino di Santiago, perché in effetti tu hai questo, no? Sì. Migliaia di pellegrini e oltre 1000 anni, ma poi questo qui che ha scritto questa poesia che è sul muro della città, dice: pellegrino, chi ti chiama? Che forza nascosta ti attrae? E poi comincia a dire: non è il campo delle stelle, perché tu
Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. E allora, questa non è il campo delle stelle, perché tu sai che Compostela ogni sabato dalle ore 16. dire Campus Stelle, perché la Via Lattea fa lo stesso cammino, lo stesso percorso del Cammino di Santiago, da est ad ovest, tant'è che quando sei sul cammino certe notti in certi posti hai la testa nella Via Lattea, e ne parla anche Dante della Via Lattea come via che segue il Cammino di Santiago. E allora dice, non è il campo delle stelle, Campus Stelle, né le grandi cattedrali, non è la bravura di Navarra o il vino di Rioja, non sono i frutti di mare di Galizia, non sono i campi di Castiglia. Pellegrino, allora chi ti chiama? Che forza nascosta ti attrae? E poi dice, non è la storia o la cultura, non è il Gallo della Calzada, poi ti racconterò anche cos'è il Gallo della Calzada, né il palazzo di Gaudì, perché c'è una città Astorga che c'ha dentro una cattedrale e un palazzo di Gaudì, né il castello di Ponferrada. Tutto ciò che vedi passando, ed è una gioia vedere tutto, ma la voce che mi chiama, risponde il pellegrino, la forza che mi spinge, la forza che mi attrae, non so spiegarla neppure io, solo lui lassù la conosce. Quindi capisci, ti dice, non sono le cattedrali, non è il vino, non è il cibo, non sono i fiumi. Pellegrino, cosa ti attrae? Non so spiegarlo neanch'io, solo lui lassù lo conosce. E la trovo bellissima questa cosa. penso anch'io, è stupenda. poi Questa so che a è te- l'ispanidad, questo loro modo di sentire la vita più forte rispetto a noi. Esattamente, esattamente. Ecco, vedi, ho trovato Jacques de Molay nel mio libro, l'ultimo gran maestro dell'ordine. Allora, i cavalieri templari, o semplicemente templari, si chiamavano pauperes commilitones Christi templique Salomonis, poveri compagni d'armi di Cristo e del Tempio di Salomone, i templari. Fu uno dei primi ordini cavallereschi insieme a quello appunto di San Giovanni. L'origine risale a subito dopo la prima crociata e fanno questa cosa che ti ho raccontato, che praticamente inventano la banca, inventano il deposito in banca. L'ordine viene, come si dice, riconosciuto con una regola ufficiale nel 1128 dal Concilio di Troyes, e poi Innocenzo II Papa, eccetera, 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 l'altro Papa, e vengono assolutamente riconosciuti. Nel 1314, eccoci qui, Jacques de Molay, ultimo dei Templari, fu arso sul rogo insieme a Geoffrey de Charnay per volere di Filippo il Bello, re di Francia, che aveva capeggiato la cospirazione contro l'ordine per appropriarsi dei suoi soldi. Li accusano appunto di sodomia, idolatria verso Baffometto, che Baffometto è Maometto in lingua occitana, e ritti sacri, di sputare sulla croce, tutte cose che i Templari non si sognavano minimamente di sapere. Chi era Filippo il Bello? Anche questa è una cosa interessante, perché Filippo il Bello, re di Francia, niente poco di meno che era il marito di Giovanna la Pazza, secondo me. Eccolo qua, Filippo il Bello, per non dirvi una cretinata, perché era il figlio di Filippo III di Francia e di Isabella d'Aragona, e lui, secondo me, se non ricordo male, sposò Giovanna, esatto, Giovanna prima di Navarra, alias Giovanna la Pazza. La quale Giovanna la Pazza, chi è? È la mamma di Carlo V, l'imperatore sul cui impero non tramontava mai il sole. Quindi capisci com'è divertente? A me la storia, io non sono una storica, lo premetto e lo dico sempre, ma quanto è bella la storia, perché vai a trovare tutte degli incastri che sono divertentissimi. Tra l'altro Giovanna la Pazza, madre di Carlo V, venne dichiarata pazza proprio dal figlio che se la voleva levare di torno. E quindi
una grande ingiustizia fu. E vabbè, e questo è. Torniamo al nostro Cammino di Santiago. Aspetta che ti ribecco perché ero andata. Eccoti qua. Torniamo sul Cammino di Santiago. Cos'altro ti avevo fatto vedere? Delle cartine? Quale ci abbiamo adesso? Nelle cartine abbiamo appunto i 4 tipi di come si dice, i 4 tipi di cammino. Rivediamo quella proprio di Santiago. Arriviamo Perché subito. quella di Santiago, se tu sei Eccoci. d'accordo, io direi che dalla volta prossima facciamo proprio ecco la seconda, quella sotto, facciamo proprio le tappe, perché io ho fatto tutte le tappe classiche del Cammino di Santiago. Qualche volta mi sono anche fermata in altri posti, ma sempre solo di passaggio, perché io ho sempre voluto dormire alla tappa che connota il Cammino di Santiago. Quindi Saint-Jean-Pied-de-Port e subito dopo Roncisvalle. A Roncisvalle adesso c'è come si chiama? Un ostello modernissimo, ma quando l'ho fatto io, stiamo parlando di 20 anni fa quasi, abbiamo dormito in una collegiata medievale che era praticamente anche quello un monastero, tutto in pietra, un enorme, come si chiama, non navata, dormitorio, con i letti a castello e c'erano 60 letti a castello, quindi dormivamo in 120. Fai conto che dormivamo tutti in questi 120 letti. Io non ero abituata a dormire in camerate, però mi sono abituata subito, nel senso che da quel primo giorno lì forse ti fanno dormire la prima volta in 120 in maniera che poi quando sei in 10, 12 o 15 ringrazi il cielo. Comunque 120 persone, letti tutti uguali di ferro bianco, con un un coprimaterasso, un lenzuolo, senza lenzuolo di sopra e senza federa, quelli te li devi portare tu. E di solito cosa ti porti? Ti porti un sacco letto, oppure un sacco a pelo se vai in una stagione più fredda. Il sacco letto ti infili dentro e ti porti una federa, perché questi qui non è che possono lavare federe e lenzuola per 120 persone tutti i giorni, perché tu fai conto che non ti puoi fermare più di una volta. Cioè sul Cammino di Santiago, tu quando arrivi ti puoi fermare una sola notte, a meno di avere un problema, che ne so, una tendinite, allora chiedi asilo per 2 o 3 giorni fino a che non ti passa il male o hai l'influenza, ma se no, tu la mattina dopo caschi il mondo, devi ripartire. Quindi arriviamo a Roncisvalle, fatto il passo di Roncisvalle è appunto 25 chilometri. Parti da Saint-Jean-Pied-de-Port, ti fai 25 chilometri, arrivi proprio a Roncisvalle, che è quella dell'Orlando Furioso, no? Sì. Vedi anche passi dalla fontana di Rolando e dormi in questa grandissima camerata. Adesso hanno spostato nell'ostello moderno. Poi c'è la chiesa dove vai a vedere, a sentire la messa del pellegrino, perché tutte le sere alle 6 sul Cammino di Santiago tutte le chiese accolgono i pellegrini e quindi, come si dice, c'è la messa dedicata ai pellegrini, alcune volte addirittura non a Roncisvalle perché sono troppi, ma in alcuni posti, a Santiago in particolare, quando sono andata io, so che tante cose sono cambiate, ma quando sono andata io, il prete legge i nomi dei pellegrini arrivati quel giorno. Quindi dice: sono arrivati 7 pellegrini dalla Francia, e fa i nomi, 3 pellegrini dall'Italia e quel giorno lì eravamo io e Lalla, quindi 2 pellegrini dall'Italia, e quindi comunque in tutti i posti dove arrivi tu hai la messa del pellegrino, che è un modo di accogliere i pellegrini e di augurargli buon viaggio per un buon proseguimento. Quindi io la trovo questa una cosa molto bella e io ovviamente appena sono arrivata a Roncisvalle mi sono fiondata, ho lasciato lo zaino sul letto e sono andata alla messa in cattedrale. Cattedrale dove c'è una bellissima tomba di 2 re spagnoli che sono marito e moglie, non mi ricordo chi erano, ma comunque di epoca medievale, che si tengono per mano perché le tombe dei re spagnoli, come anche quelle dei re francesi e anche dei nostri visconti, per esempio, sono delle tombe con il defunto rappresentato in marmo sdraiato. Si chiamano gisants,
cioè si chiama la tomba Gisant, vuol dire la tomba di colui o colei che giace. E quindi in questa chiesa c'erano questi due re sdraiati, bellissimi, raffinatissimi, messa del pellegrino, dopodiché siamo andati a mangiare. E mi ricordo che siamo andati a un ristorante che si chiama La Posada, perché mi ricordo tutti i ristoranti in cui ho mangiato, perché tutti i ristoranti sul Cammino di Santiago, anche quelli belli, anche quelli buoni, hanno il menù del pellegrino. Quindi tu hai un menù riservato che di solito comprende 2 primi, 2 secondi, un dessert, a volte comprende anche il vino, anzi molto spesso, e ai miei tempi noi pagavamo come menù del pellegrino circa 10 euro. Adesso credo che sia aumentato fatalmente, però all'epoca con 10 euro mangiavi tranquillamente nei ristoranti. Il ristorante La Posada a Roncisvalle è un bellissimo ristorante, quindi non è che ti rifilano nelle bettole. Ristoranti di pregio, comunque il menù del pellegrino e non ti possono mandare via. È chiaro che in Italia guarda che non è così, perché sulla via Francigena a me è capitato più di una volta che vedendoci arrivare con lo zaino ci hanno preso per nomadi e quindi ci hanno detto no grazie, quella è la porta. Poi anche questo, sono passati quasi 20 anni e quindi il cammino della via Francigena si è diffusa la cultura della via Francigena e non succede più. Ma 20 anni fa io mi ricordo che sono stata cacciata via da un bar sul Naviglio, sono stata cacciata via da un ristorante perché arrivavamo con scarponcini e zaino, magari accaldati, perché era estate, e venivi preso per un nomade, non per un viaggiatore. Sul Cammino di Santiago no, sul Cammino di Santiago i pellegrini sono rispettatissimi, perché è una voce di PIL molto importante per la Spagna il pellegrino. E fai conto che il Cammino di Santiago è stato chiuso durante gli anni di Franco, Sì. è stato riaperto dopo la fine della dittatura. Poi a un certo punto Paolo VI è andato al Cammino di Santiago in un posto che si chiama Gozo, se lo guardiamo sulla mappa ti dico anche come, e lui ha benedetto il Cammino di Santiago. Da quel giorno il Cammino di Santiago è diventato molto più diffuso e molto più frequentato di prima. Tant'è che quando l'ho fatto io ci trovavamo in pochi per la strada e adesso mi dicono che invece c'è tantissima gente. Tra l'altro gli ultimi 100 chilometri che partono da una località che si chiama Sarria e sono 4 tappe a 25 chilometri l'una, tu da Sarria a Santiago ottieni la Compostela. Cos'è la Compostela? La Compostela è una pergamena che dice che tu hai fatto il Cammino di Santiago. Quindi se fai solo le ultime 4 tappe te la danno comunque. E quindi molti spagnoli che magari non hanno il tempo di farsi 800 chilometri o anche altre persone di tutta Europa si fanno questo cammino di 4 giorni e quindi quel tratto lì è frequentatissimo, ma adesso tutto il cammino è molto frequentato. 20 anni fa non era così frequentato, per non parlarti di 30 o 40 anni fa che non lo faceva quasi nessuno. Abbiamo ancora un minuto. Ecco, il minuto è per chiudere qui, abbiamo divagato tra i templari e i camminatori, per dirti che magari la prossima volta per l'appunto partiamo insieme, la prima tappa l'abbiamo descritta, Saint-Jean-Roncisvalle, partiamo da Roncisvalle e ci portiamo 25 chilometri più in là. Se sei Benissimo. d'accordo. Io volevo Allora, salutare la signora Luciana Savona. sì, la signora Luciana Savona da Muggiò, sì, sì. Ecco, Luciana, buonasera. Se ci sta ascoltando, un caro saluto. Grazie Carla e salutiamo Luciana assieme. Grazie a te di questo spazio per parlare di questa grande passione del camminare.